Diciamoci la verità, cara Ilenia, che ogni tanto è una bella soddisfazione. Quando ci sono tanti ospiti c'è un bel applauso. Esatto, per noi sono gli straordinari, però certo che ne confà la trasmissione. Assolutamente. Quindi prende ritmo, prende anche una certa autorevolezza, come il Giro d'Italia, che è partito. È partito dall'Olanda. Ho fatto fatica a spiegarlo a mio papà che il Giro d'Italia è partito dall'Olanda, però insomma, noblesse oblige, insomma, l'argent fa la guerre, e quindi ognuno faccia il cavolo che vuole. Però volevo fare una piccola precisazione, non so se tu sei d'accordo con me o i nostri telespettatori diranno, ecco, il solito che vuole trovare la polemica. No, voglio soltanto ricordare che oltre tutti gli aggettivi meravigliosi che abbiamo dato al pubblico d'Olanda, questa macchia rosa che ha tanto onorato il Giro d'Italia, mi fa tanto piacere, volevo soltanto ricordare che nel dicembre 2015, in occasione di Roma Feyenoord, insomma, hanno messo sopra la povera fontana, sai, la fontana di Roma, hanno spaccato, hanno messo fuori fuoco la città. Insomma, andrei un po' piano con gli aggettivi e insomma noi italiani ancora non ci siamo comportati così, quindi mi piacerebbe dire viva l'Italia e viva gli italiani, che insomma siamo tanto esterofili a dire che gli altri sono più bravi, più belli, ma quando in realtà forse noi cagate così non ne abbiamo mai fatte. Grazie per l'applauso. Sei fatto mangiato da solo. No, vabbè, No. Probabilmente tutti questi aggettivi, Nicola, sono dati dalla profonda invidia, perché in effetti un pubblico del genere raramente lo vediamo alle gare ciclistiche. Ma certamente, ma uno... No? Sì, vabbè, ma voglio soltanto fare una precisazione con questi grandi aggettivi su questa popolazione meravigliosa, insomma, ricordiamoci quello che ci hanno combinato. Era soltanto una precisazione, che poi il mondo del calcio è più violento rispetto a quello del ciclismo. Comunque posso dire una chicca e poi chiudiamo parentesi Giro d'Italia, visto che abbiamo tanti ospiti. Lo sai che il ragazzo sloveno che ha fatto secondo nella crono d'apertura, il cronoprologo, fino a 4 anni fa correva con i cicloamatori, con Franco Gomme, che saluto, no, correva una squadra di Vigonza. No, fategli un applauso. Cosa ha fatto questo? No, questa è una chicca, altro che chicca. È un piccone. Praticamente lui correva con gli amatori, è preso da questa squadra che è di Padova, che si chiama Franco Gomme Barbariga, che ha metà squadra italiana, metà slovena. Poi hanno visto che questo ragazzo andava forte, ha cominciato con l'Adria, Mobile, via via tutte le squadre, poi adesso prof. Però, ripeto, 5 anni fa ero un cicloamatore, quindi amatori che ci seguite, c'è sempre speranza se abitate fuori dall'Italia. A Mosè Savignaco, intanto ti presentiamo, fategli un applauso, c'è speranza per tutti voi. Sì, beh. Ma come mi scompiscio, è vero? Sì. Insomma. Sicuramente c'era speranza, magari non c'è speranza, c'è speranza per i giovani sicuramente. Insomma, c'è tanta gente che corre a 40 anni, insomma. Sì, beh, sì, certo. Vabbè, insomma, ti faccio un applauso lo stesso e un incoraggiamento. Ivo Roccon, buongiorno caro Ivo Roccon. Chi mi hai portato? Questo signor Ivo. Ti ho portato la rappresentativa veneta che ha vinto i campionati italiani Team Relais a Sennori. Sai che la settimana scorsa abbiamo fatto vedere la foto perché non c'erano. Oggi ci sono. Insieme al signor Pietro Lirussi, esatto, che ha una figlia che mi pare che lei che corre. Sì, che corricchia. Come corricchia? Lui si tante volte. Fa il suo meglio. Fa il suo meglio. Un genitore mi piace che porta la figlia a correre, porco boia. E insomma, piuttosto che portarla in discoteca, preferisco la porta. Lo faccio molto volentieri. Immagino. Non solo la mia. E quindi io quando sento questi genitori mi viene d'amblè lo scatto dell'applauso, glielo fate? Oggi è una giornata di applausi. Allora io te li dico come mi ricordo, Gaia Pagotto se non sbaglio, poi abbiamo Filippo Fontana di dietro con sta bella sberla in testa, guarda che c'è un ciuffo che io lo invidio, parlo per invidia, Gianni Vazzola, poi abbiamo Federico Ceolin e abbiamo Giada Specia. Scusami, ti ho citata male, mi pare un paio di settimane fa o settimana scorsa, adesso Specia, quindi mi faccio pubblica ammenda. Ogni tanto sbagli anche tu, Argento. Cosa hanno fatto sti ragazzi? A prima medaglia storica, lo facciamo dire magari a Ivo, insomma, che ci racconta la trasferta, anche perché l'abbiamo detto e lo ripetiamo, non abbiamo fatto vedere immagini perché comunque noi le avevamo. Adesso Ivo ha portato qualcosa, quindi vediamo se riusciamo a metterle in onda. Una storica medaglia per il Veneto, insomma, nel mountain bike, nel Team Relais, che è una delle discipline nuove, no, a staffetta. E insomma, con questi ragazzi che molti conoscono perché li abbiamo anche commentati quest'inverno. Quindi Ivo, è stata una bella trasferta e ti aspettavi un risultato del genere oppure no? Beh, sarebbe cattivo non dire non me l'aspettavo. Avevamo dei ragazzi fantastici e la speranza c'era di fare un bel risultato. Certo, siamo partiti con un mese di anticipo, normalmente si convocano i ragazzi una settimana, 10 giorni prima per vedere quali sono le potenzialità sul campo
Ma questa volta abbiamo azzardato, li abbiamo convocati un mese prima, abbiamo tentato un'altra strada, una preparazione mirata, abbiamo parlato con i direttori sportivi, con i presidenti delle società, con i ragazzi, e la trasferta in Sardegna è stata un successo, insomma. Fantastica. Fantastica, noi ci abbiamo messo del tutto, cioè tutto noi. Posso fare una domanda tecnica? No, Perché adesso mi io faccio le domande filosofiche, Ok, sai, io di faccio una tecnico domanda cosa tecnica, niente. magari decidete chi mi risponde. Ho notato, insomma, che su 5 ce ne sono parecchi che fanno anche il ciclocross. Il fatto che il team relay è comunque una gara molto secca, perché alla fine è un giro a tutta, ha influito nello scegliere atleti che sono molto reattivi, anche molto scattisti, insomma, diciamo, rispetto magari a degli altri che... Diciamo che la multidisciplina paga, per cui ci sono dei ragazzi che sono addestrati anche dalla strada, non solo al ciclocross, per cui sanno orientarsi molto bene, quali sono le tattiche, la dinamica di gara, riescono a capire, cioè hanno, non dico una marcia in più, però quando ci sono le difficoltà hanno un'esperienza in più da tirar fuori. Filippo, che esperienza è stata andare via con i tuoi coetanei? È un'esperienza che comunque è indimenticabile, credo, no? Sì, sicuramente è stata la trasferta più bella in assoluto come hai fatto, perché è sempre un'avventura. È un posto anche un po' insolito per una gara, però comunque è stato veramente bello, in compagnia di persone fantastiche, quindi condividere questa esperienza con loro è stato ancora più bello. Gaia, invece per te, la stessa domanda più o meno, però un po' diversa, nel senso che mi viene in mente quando vi trovate il lunedì a scuola, no? Ci saranno quelle che dicono che fine settimana che hanno fatto, e ci sarà la più fighetta, sono andata in discoteca, ho fatto questo, e tutte sono molto attenzionate a questi racconti. Per te è valsa la stessa cosa, sono andata e mi sono diventata campionessa Italia, cioè, voglio dire, non è una roba da poco, cioè, per me è una cosa importante, siete andati con orgoglio a dirlo? Sì, è sempre una bella cosa, quindi anche dirlo agli altri è una cosa importante. Quindi hanno inneggiato, dimmi di sì che così mi tiro Sì, su. sì. Cioè, perché sì che lo fai così come gli denti stretti? Invece te? Ma io prima di arrivare a scuola lo sapevano già tutti, perché avevano già messo nel giornale, per cui lo sapevano già tutti. Ma fate una prova, questa è una cosa meravigliosa, è la prima volta. Sono contentissimo. Irene. Lo citiamo, cioè, che zona è la zona geografica almeno che dà così tanto spazio al ciclismo? Volevo dire che ha vinto, è arrivato quarto. Cioè, nella quarta formazione Fontana, il giorno del suo compleanno. Beh sì, l'ho visto, infatti mi pare che ti ho mandato anche gli auguri. Un applauso a Fontana che ha compiuto gli anni. Voglio sentire anche Gianni Vazzola. Anche te, il tuo sentiment. Ma è andata bene, io ero il terzo frazionario, ero contro le femmine, quindi sì, è stata, diciamo, bella passare sotto l'arrivo per primo. Cioè, contro le femmine, guarda che negli allievi non è che poi c'è tanto un No, gap più che altro che nel esagerato. team relay dipende proprio come decide ogni squadra, quindi poi alla fine è il saper gestire le pedine, chi parte prima, chi parte dopo, non è che conta più di tanto, quindi vuol dire che hanno scelto i tecnici giustamente. E te Federico? Diciamo che eravamo una squadra, una delle più favorite, quindi comunque ci aspettavamo un po'. Comunque è stato bellissimo vincere sto tricolore e siamo Anche contenti. perché Piemonte e Valle d'Aosta insomma, sono gli ultimi arrivati. No, abbiamo vinto anche l'anno scorso, quindi siamo contenti. Bene, io vi faccio un grande applauso e mandiamo subito la prima clip, l'Enduro da Varazze. Super Enduro, seconda prova, by Slam da Varazze, via la clip. Varazze, pensate, fu il primo insediamento umano che sorse nella frazione dell'Apicella nel secondo millennio a.C. Più avanti fu anche il primo cantiere navale dell'impero romano, proprio a causa della ricchezza legata alla costruzione delle navi che Varazze fu coinvolta in numerose lotte in epoca medievale tra i comuni di Savona e Genova per il controllo del feudo del territorio varazzino. Tra le architetture di maggior pregio possiamo citare il Palazzo di Beato Jacopo da Varazze, oltre ad un centro storico di rara bellezza risalente al IX secolo che si affaccia sul litorale.
Grazie a questo territorio oggi possiamo raccontare la seconda tappa di stagione del Super Enduro Powered by SRAM, con una gara che, con ogni probabilità, verrà ricordata come una tra le più adrenaliniche e dure dell'intero calendario. Gara di grande intensità, dove gli atleti dovevano saper scendere per le ripide discese, ma anche rilanciare, veri biker di talento. A portare a casa la vittoria nella categoria maschile è stato il neocampione di enduro in mountain bike, il torinese Vittorio Gambirasio del team Office Red Bike. Dai, dopo tanti anni quest'anno sono riuscito a fare un bell'inizio di stagione, ho vinto il campionato italiano e questa è la prima gara di Super Enduro dopo tantissimi anni che corro, quindi la gioia è veramente immensa perché sono sempre arrivato a podio, lì vicino, però mi è sempre mancata la vittoria anche per pochi secondi. Adesso finalmente, dai, sono contentissimo, poi qua ragazzi sono abbastanza di casa e quindi è ancora più festa, dai. Per le donne si aggiudica la prova di Varazze Laura Rossin, l'imperiese della Bike Garage Revolution. Intensa la sua gara che bene rappresenta l'atleticità di questa atleta dotata di grande freddezza mentale. Ma il podio più alto va agli organizzatori del VAS Free Team, che hanno saputo disegnare un percorso alpino affacciato su uno dei territori e dei litorali più belli del mondo. Allora, la gara è andata bene, avevo detto all'inizio che ci sarebbero state delle sorprese, ma non immaginavo mai di essere io la sorpresa. Ben rientrati in studio, amici di Special. Io so che tu avevi un ricordo da fare, giustamente, dai. Sì, giustamente la Coppa Italia è un avvenimento per i giovani e volevo ricordare la figura di Roberto Mazzoleni, che è stato per anni a fianco di noi delle rappresentative, perché ha portato avanti proprio il progetto dei giovani, che è mancato un mese e mezzo fa, per cui la Coppa Italia avrà... certo, anche un uomo di sport, un grande uomo di ciclista, sport, sì, componente del fuoristrada, della Facciamogli comunità un fuoristrada. applauso doveroso, un ricordo a lui. Bene. Adesso parliamo un po' di VCAP, tanto per dare un assaggino, caro Mosè, perché la seconda tappa vi vede interpreti già questa domenica. Sì? No, chiedo a te, perché io sono Penso di sì. Pensi di sì? Sì, almeno dal calendario mi sembra Una che sia... medio fondo Montebello. Sì. Medio fondo già mi piace perché vuol dire che si fa un po' meno. Perché? Medio, No, si fa di medio, più, se no, medio, se fosse non è gran gran fondo, un sì, po' beh, meno, certo, sì. sì, chiaro. Così. No, dai, dopo la prima di Montecchio, che è stato un successo per noi, perché comunque abbiamo avuto un buonissimo riscontro, passiamo a Montebello con la seconda tappa, è la seconda edizione anche quest'anno. Il percorso è un po' diverso rispetto a Montecchio, che era un puro cross country. Qua passiamo un percorso di circa 15 km al giro, sono 2 giri, ci sono 2 salite da ripetere 2 volte praticamente, è un percorso un po' più semplice ma che avvicina
forse anche più gente, meno tecnica, gente più cicli amatori. Infatti l'anno scorso ha avuto un buon successo come prima edizione, quest'anno speriamo di aumentare chiaramente. Sì, però Croce Delizia può anche essere arriva qualcuno che con scatti, che ha insomma energia da spendere, possa lasciare dei buchi immensi. Sì, beh, certo. Perché anche, voglio dire, più veloce e anche molto più sì, più selettivo anche probabilmente, perché sì, sicuramente saranno favoriti gente che va forte in salita, scalatori, perché essendoci 2 salite impegnative, sì, sicuramente uno che va in salita sarà un po' più favorito. Comunque speriamo, sì, io non la faccio, quindi... non la fai, sei organizzatore, giustamente. Quindi non è un problema la salita discesa. Ma io non ho ancora sentito Pietro Lirussi, che ha una ragazza che fa sport. Mi piace questa cosa qua, vorrei approfondirla, perché con l'orda che ci stanno dicendo su, insomma, dei genitori che credono in questo mondo, vuol dire che poi questo mondo tutta una schifezza non lo è. Se dei genitori mettono dei figli, il bene più prezioso, in pasto, tra virgolette, al ciclismo, vuol dire diciamo che la nostra società è nata con degli amatori così, che hanno cominciato a fare le pedalate, soprattutto pedalate per molti anni. Poi abbiamo cominciato a organizzare qualcosa, dalla pedalata abbiamo iniziato a organizzare qualche gara con la Veneto Cup, col trofeo d'autunno. Da là hanno cominciato a crescere i nostri ragazzi e di conseguenza li abbiamo avviati, perché penso che la Gaia e Federico avranno iniziato, parlo più che altro di loro perché li conosco da sempre, diciamo, da G3, G2, G3. E da là abbiamo iniziato, abbiamo fatto la scuola, ci siamo organizzati perché il nostro territorio è quello che è, insomma, qua i ragazzi lo conoscono tutti quanti, la salita del fiume Livenza è la sfida maggiore. E soprattutto li tenete occupati, quindi lei è un doppio genitore, un genitore in più un formatore, e a me questo piace, fategli un applauso. Sono da libro cuore, perdonami, ma credo che in questo momento bisogna essere retorici. Una volta quando uno era retorico era un pirla, perché diceva le frasi fatte non servivano a niente. Adesso servono perché più che altro ci troviamo sempre al contrario delle cose belle. E siccome abbiamo parlato di amatori, io mi trasferirei proprio al 12° Gran Premio del Roero, gara per juniores. Questa è molto importante internazionale. Questa è una bella gara, quindi diamo spazio anche al ciclismo juniores su strada. Benissimo, via dal Roero, che un po' sono le mie parti, le Langhe, sai, un buon vino, il Barbera, il Nebbiolo. Mamma mia, che belle robe. Poi dopo anche i primi piatti sono eccezionali in Piemonte. Andiamo avanti, va. Canale in provincia di Cuneo ospita il 12° Gran Premio Vini del Roero, la primavera dei campioni, gara nazionale riservata alla categoria juniores e organizzata dall'associazione sportiva dilettantistica Gran Roero Canale. Lo speaker in francese annuncia che mancano 8 minuti alla partenza e infatti gli atleti sono schierati. Il via ufficioso dato in questo momento da Enrico Faccenda, sindaco di Canale. I corridori muovono le prime pedalate in direzione chilometro zero, dove verrà dato il via ufficiale. Chilometro zero posto davanti allo stabilimento della Campari. 12 anni di storia, una storia prestigiosa, quella del Gran Premio Vini del Roero. Una storia che ha visto trionfare tra gli altri Luca Wackerman, Matej Moric, divenuto poi campione del mondo tra gli under 23, Seid Lisde e ancora Alexander Borisov. Grandi protagonisti senza aver centrato il successo al Roero sono stati ad esempio Mika Kwiatkowski, divenuto poi campione del mondo tra i professionisti a Ponferrada, Filippo Ganna, recentemente campione del mondo nell'inseguimento individuale su pista, e ancora Cristian Scaroni, campione italiano tra gli juniores lo scorso anno. Ci avviciniamo dunque al chilometro zero, dove gli atleti si fermeranno, verrà abbassata di nuovo la bandierina e a quel punto si apriranno le ostilità. Ecco qua il gruppo fermo in questo momento. È il sindaco di Vezza, Carla Bonino, ad abbassare la bandierina a scacchi. Gli atleti dunque partono per questa corsa davvero impegnativa, 120 km, un primo giro di 20 km, un secondo di 81 molto ondulato e un giro finale di 19 km con lo strappo a strada cross alle porte di Canale, un vero e proprio
trampolino per conquistare il successo. Intanto l'elicottero ci mostra i vigneti del Roero, queste meravigliose colline, e il legame tra i vini e la corsa è imprescindibile. La manifestazione ha infatti il patrocinio della città di Canale e dell'Enoteca regionale del Roero. Con la nostra sintesi siamo al chilometro 59 di corsa, si sale verso il Gran Premio della Montagna di Guarene e inquadrato c'è il corridore con il dorsale numero 30, Jocelyn Guillot della Chambéry Cyclisme. Pochi secondi di vantaggio per il francese in maglia rossa, mentre Moto2 ci porta in coda al gruppo che transita in questo momento al cartello Guarene. Davanti c'è invece il corridore francese della Chambéry Cyclisme, Jocelyn Guillot, che abbiamo visto avvantaggiato di qualche secondo. Eccolo qua inquadrato Guillot, pedala piuttosto agile il corridore francese, ma rientra su di lui Samuele Zoccarato della Pasta Sgambaro. Si forma dunque un tandem, anche se Zoccarato sembra voler allungare sul francese, che in questo momento però si riporta sotto quando siamo ormai a 200 metri dal Gran Premio della Montagna di Guarene. I due atleti si giocheranno dunque il GPM. In questo momento Guillot passa in testa, sembra affaticato Zoccarato, forse anche per lo sforzo fatto per rientrare sul battistrada, che in questo momento accenna uno scatto. Gioca con il cambio Guillot e prova ad allungare, allunga Guillot, Zoccarato cede e Guillot va dunque a conquistare il Gran Premio della Montagna di Guarene. Eccolo qua il passaggio, applaudito dagli spettatori, il corridore della Chambéry Cyclisme. Si volta in questo momento Guillot per controllare il vantaggio, ma il gruppo non è lontano. Con la nostra sintesi siamo al chilometro 93 di gara. Atleti che transitano a San Damiano d'Asti, sono 3 corridori, inquadrato in questo momento Filippo Magli della Stabia Ciclismo, gli dà il cambio Savva Novivok della Locospinx e questo invece è Andrea Pietrobon in seconda posizione con il dorsale 109, portacolori della Northwave. 3 atleti al comando quando siamo a San Damiano d'Asti, 38 secondi di vantaggio per i battistrada sul gruppo che insegue. E Novivok a fare l'andatura, Pietrobon in questo momento gli dà il cambio e poi con il numero 89 abbiamo visto Filippo Magli che in questo momento è in seconda posizione. Escono in questo momento da San Damiano d'Asti i 3 battistrada di questa 12ª edizione del Gran Premio Vini del Roero e con l'elicottero siamo sul gruppo, si sale verso Cisterna d'Asti, zona rinomata per i vini pregiati e per il castello di Cisterna d'Asti, sede della Resistenza e oggi sede del Museo dei Vecchi Mestieri. In fuga, lo ricordiamo, ci sono sempre Novivok, Magli e Pietrobon. Il loro vantaggio sta diminuendo, eccoci su Pietrobon, portacolori della Northwave che fa l'andatura, in seconda posizione c'è Filippo Magli della Stabia Ciclismo e poi con loro c'è Savva Novivok della Locospinx, inquadrato in questo momento. Il terzetto con Pietrobon sempre in testa che si volta, cerca di controllare il vantaggio sul gruppo in questo tratto con i tornanti 3 atleti vedono il plotone che insegue e ovviamente il gruppo vede i 3 battistrada. E Novivok a fare l'andatura, Pietrobon, poi Magli. A condurre in questo momento Pietrobon, Magli rimane in seconda posizione, mentre noi torniamo con l'elicottero sul gruppo. Davvero spettacolari queste immagini che ci mostrano appunto i vigneti e queste colline. Intanto Magli è in prima posizione, sembra voler allungare su questo tornante. Pietrobon prova a chiudere, Novivok è in difficoltà e perde qualche metro, ma attenzione perché il gruppo è vicino, sta ormai finendo il tentativo dei 3 battistrada che hanno animato la seconda parte della corsa. Con il numero 89 sempre Magli, solitario, Pietrobon
a qualche metro di ritardo, ma gli passa in testa al Gran Premio della Montagna, secondo Pietro Bon. Eccolo qua inquadrato il corridore toscano, siamo ai -5 e rientrano sul battistrada 2 atleti. Si tratta di Giovanni Aleotti e di Massimo Orlandi della San Carlese Phoenix Borghi Bike. Con il numero 122 vediamo inquadrato proprio in questo momento Giovanni Aleotti. Dunque un terzetto che si va a giocare il 12° Gran Premio Vini del Roero. 4 km alla conclusione, i 3 di testa svoltano a sinistra e inizia strada Crosa. Pendenza massima 21%, strappo finale che molto probabilmente deciderà questa 12ª edizione del Gran Premio Vini del Roero. È uno scatenato Massimo Orlandi a fare l'andatura, in seconda posizione il compagno di squadra della San Carlese Phoenix Borghi Bike Giovanni Aleotti. Questo invece è il gruppo che insegue a pochi secondi di ritardo. Orlandi ancora in testa, davvero scatenato, ritmo impressionante per il corridore emiliano, gli resiste il compagno di squadra Giovanni Aleotti, mentre ha ceduto Filippo Magli, il corridore della Stabia è praticamente crollato, ma il gruppo, attenzione, non è lontano. Dunque un tandem in questo momento guida il Gran Premio Vini del Roero, ma rientra sul duo di testa Enrico Olivero della Vigor Cycling Team. C'è un terzetto dunque che guida la corsa quando siamo ormai ai -3 km dalla conclusione. Sempre Massimo Orlandi a fare l'andatura, in questo momento è però Olivero che è passato in testa, ma vedete sullo sfondo il gruppo, dunque vantaggio minimo per i 3 battistrada che però non mollano. Anche Aleotti, il più in difficoltà dei 3, in terza posizione, che dà la bocca aperta ma non molla un metro. È un'occasione ghiotta per i 2 portacolori della San Carlese Phoenix Borghi Bike. Ai 2 km infatti attacca Massimo Orlandi, tratto in discesa, prende pochi metri il corridore della San Carlese, in seconda posizione c'è Olivero della Vigor, in terza in posizione di stopper ovviamente Aleotti, il compagno di squadra di Massimo Orlandi, che dopo questa curva sembra aver guadagnato qualche metro, ma insomma il vantaggio è davvero minimo. Siamo all'ultimo chilometro, Orlandi ha 2 secondi di vantaggio sugli immediati inseguitori. Non può nulla Enrico Olivero, che è praticamente marcato a uomo da Giovanni Aleotti, il compagno di squadra di Massimo Orlandi, che in questo momento svolta a destra, entra sul rettilineo finale. Massimo Orlandi va a conquistare la 12ª edizione del Gran Premio Vini del Roero. Braccia alzate per lui, braccia alzate per Giovanni Aleotti, compagno di squadra secondo, terzo Enrico Olivero, quarto Matteo Baseggio e poi Luca Mozzato della Contri Autozai, Michele Bassani della Work Service, Filippo Zana della Contri Autozai, Samuele Battistella del Veloce Club Breganze, Niccolo Ferri Stabia Ciclismo e Aldo Cagliati Team LVF. Grazie. Tanto guarda che bel pubblico che abbiamo qua. È merito mio. Ma sono tutti d'accordo a te. Ma quanta Esatto. gente avete, Mosè? Ne abbiamo. Tu apri le acque, ma parecchie. insomma apri pure le porte. Sì, dai, ne abbiamo parecchie. Quest'anno abbiamo puntato sui giovani. Abbiamo lasciato stare un po' quello che è Elite, rimanendo con gli stessi Elite del 2015. E siamo andati a investire sui giovani, visto che sì, se non ci sono i giovani non si va avanti. No, insomma. credo che tu hai detto una cosa seria, Mosè, perché se voi siete anziani e noi diciamo che i cicloamatori è giusto che facciano sport perché è un diritto di tutti, ma certo che se poi i cicloamatori come voi, che insomma non siete mica più di tenera età, si occupano del giovanile, vuol dire che c'è un certo ricambio, Ilenia, ed è positivo. Non ha 70 anni, No, ho Mosè. capito, ma non può mica andare a farla allievo. Però grazie anche a loro. Giustamente, ma portano. poi l'esempio anche dei Velociraptor è la stessa cosa, cioè squadre che partono dall'amatoriale poi piano piano allargano anche al giovanile, dovrebbe essere poi quello l'augurio che noi facciamo. Noi non ce l'abbiamo quegli cicloamatori, mancherebbe, li mettiamo sempre in onda. perché poi la gente sai su Facebook scrive la Lazzaro ha mancherebbe. detto qua là. No, è giusto secondo me dare
spazio ai giovani, quindi ben vengano le squadre che danno anche spazio ai giovani. E ne abbiamo viste tante. Tanto per dare un omaggio ai cicloamatori, andiamo con le due gran fondo, una dell'Isola Verde di Ischia e l'altra mi pare che arrivi da Roma, quindi Gran Fondo di Sorano. Tutte e due a te Zappacenere. Bei posti va Zappa, a Ischia. Sì, a noi ce le manda, però lui se li gode. Esatto, a Zappa sta a far fanatico. Applauso. Mi piace. Credo che una Gran Fondo come questa non esista veramente. Una partenza sotto il Castello Aragonese con tutto il ponte pieno di ciclisti, tutti festosi, colorati, tutti felici di essere in griglia. Credo veramente che non abbia eguali. Paolino Buono, sindaco di Parano, per celebrare l'isola di Ischia. Quest'oggi al via il ciclismo, la bicicletta è un modo per riscoprire questa grande bellezza. Sicuramente è una grande occasione, perché trovare l'isola libera dalle auto, con una giornata così bella, insomma, credo che con questa presenza così massiccia di questi amici che ci hanno gratificato con la loro presenza, è sicuramente una grande occasione per lo sport, per il turismo e per l'ambiente. Fabio De Rosa, responsabile comunicazione all'Ilauro. Ischia si è aperta al mondo in questa bella giornata di sport e di ciclismo, di natura e di ambiente. Ischia è un gioiello. Ma vedi, finalmente è arrivata la consacrazione con la 100 km, che ormai è un appuntamento tradizionale per l'Isola Verde. Isola che deve vivere di turismo, isola verde, termale, e dunque queste sono le manifestazioni che noi di Alilauro ci sentiamo di sostenere e che sosterremo sempre, Vita Natural Durante, perché si è aperto un nuovo modo di far turismo, un turismo che non è più solamente del turista mordi e via, ma ecco un indotto sportivo che porta al seguito accompagnatori, famiglie, e nello stesso momento fa vivere quella che è la favola dell'isola di Ischia. Roberto, una vittoria sofferta fino sul traguardo, nel finale i crampi ti hanno reso ancora più difficile questa prova, un percorso bellissimo, una vittoria importante. Sì, nel finale tutta la gara sono stato bene, nel finale ho peccato un po' le esuberanze che ho fatto sull'ultima salita, perché l'ho fatta credo veramente forte. La condizione non è ottimale, è dall'inverno che mi alleno, sto a tutto, ho corso quasi sempre delle Gran Fondo, uno più dura di un altro, anche oggi un 2000 metri di dislivello in 100 km è molto dura. Oggi ci tenevo a far bene qui, perché a Ischia è dalla prima edizione che vengo, e anche per l'amicizia che mi lega Michele, Scotto ed Emanuel, e quindi per me onorarli è stato un piacere. Romina Barelli dell'azienda Carvico, a fianco di Ischia 100 Isola Verde, una bella esperienza, uno spettacolo unico, una isola invasa dai ciclisti. Sì, è il secondo anno che siamo qui a Ischia, siamo molto contenti, la manifestazione anche quest'anno ha avuto grande successo. Carvico nel proprio DNA è amante dello sport e per cui non poteva mancare questo legame. Siamo felici e orgogliosi di essere stati chiamati dall'avvocato Santaroni e da tutto il team per sostenere questa bellissima iniziativa. La giornata ci è stata favorevole e ho sentito bellissimi, tantissimi commenti positivi, un successo. Successo pieno nella Gran Fondo del Velodromo di Forano, che ha accolto al via quasi 500 atleti. Un premio per il notevole impegno profuso dagli organizzatori della nuova Ciclisti Forano, i Re Capezzati, che ha reso omaggio a un paese sempre più legato allo sport e al ciclismo, grazie al suo rinomato velodromo, che ha una storia iniziata più di 30 anni fa, ai tempi della sua inaugurazione.
La Gran Fondo di 126 km e la Medio Fondo di 99 km hanno portato i partecipanti a percorrere strade lontane dal traffico, immerse nel verde della Sabina. Salite impegnative che hanno messo a dura prova i ciclisti, ma con la soddisfazione di aver pedalato in uno scenario unico e di aver provato l'emozione di fare passerella dentro il velodromo foranense, con un mezzo giro di pista simbolico sullo stile della Parigi-Roubaix. È la salita finale a decidere il percorso medio della Gran Fondo Velodromo di Forano 2016. È un drappello di una trentina di unità ad arrivare compatto all'inizio della salita di 1,5 km con pendenza massima del 17% che porta all'arrivo dentro il velodromo di Forano. Ad allungare nel tratto più impegnativo della salita sono Alberto De Marco del Bici Sport Cisterna e Andrea Ferrante dell'SB Team. Un'azione irresistibile che li porterà a disputarsi l'arrivo in volata all'interno del velodromo, dove Andrea Ferrante avrà la meglio sul compagno di fuga Alberto De Marco. Terzo posto per Marco Ottaviani, quarto Stefano Colagè, quinto Stefano Ferruzzi. È lo strappo finale a decidere l'esito anche del percorso lungo della Gran Fondo Velodromo di Forano. Ai piedi della salita si presentano in 6 Cristian Mariani, Marco Corelli, Roberto Terlizzi, Mirko De Angelis, Luca Clementini e Angelo Mirtelli. Perfetto gioco di squadra dei 3 atleti del Cycling Team Terenzi, con Luca Clementini che va ad attaccare sul tratto più impegnativo della salita. Ed è un trionfo in solitaria quello di Luca Clementini all'interno del velodromo. Secondo posto per Angelo Mirtelli, terzo Mirko De Angelis, quarto Cristian Mariani, quinto Marco Corelli, sesto Roberto Terlizzi. Cosenza hai vinto dentro un velodromo come Cancellara, come Tom Bonen, come Degenkolb. Questa è la tua Roubaix. Ci credo, poi ci credo, attenzione. Io non... Come Eddie Merckx. Sono gli Eddie Merckx per i ciclamatori. No, peccato che la volata non la so fare, per cui abbiamo scampato con la manina e per fortuna eravamo da soli, quindi per fortuna non ho dovuto fare la volata, perché sennò la vedevo dura. Comunque scherzi a parte, il velodromo è una cosa importante, diffondere la cultura della pista è importantissimo. Speriamo, un appello, una pista a Roma è il sogno di tutti e se no non li metto in bicicletta i miei figli per andare per strada, in pista sì. Nell'area del velodromo erano disposte docce, pasta party e le ricche premiazioni grazie all'associazione Cacciatori di Forano, all'amministrazione comunale di Forano, alla Proloco e alle altre associazioni in loco pronte a dare manforte verso questo evento unico per la cittadinanza foranense, che mantiene l'originale appellativo di cittadella del ciclismo.
Je suis Nicolas, ma voglio fare anch'io l'hashtag Je suis Nicolas, perché se c'è un hashtag... Je suis Sgarbozza. Beh, io lo saluto. hashtag Gigi, un della applauso. settimana. Sei stato un signore, l'ho anche chiamato. Io lo adoro e non voglio mettere becco, Ci mancherebbe, ognuno a casa propria fa quello che vuole, quindi mi darebbe fastidio che qualcuno parlasse male di questa trasmissione. Lo accettiamo, ce ne sono tanti, non parlano male di noi, però se possono tagliarci fuori lo fanno volentieri. Però io devo dire una cosa. Gigi Sgarbozza conserva ancora oggi l'anima popolare del ciclismo, cioè questo è, il ciclismo non è fatta di architetti, di sboroni, sai, di aziendal, come si chiamano, i managers, li fanno nelle aziende, ma il ciclismo ha conservato quella ruralità che era ben rappresentata, non ti offendere Gigi, ma era una persona comune, normale, come noi, come me, che facciamo a cazzotti per farci stare il pranzo con la cena, quindi era più a portata di un'umanità più normale, meno fantasiosa. Vi mancherà, credo, non vi manca? A noi che siamo anziani, Ivo, è vero? Beh, insomma, non siamo proprio tanto anziani. Vabbè, anziani. Ci difendiamo. Dai. Sì, però manca questa parte, questa copertina. So che tu sei più social e quindi... È l'hashtag della settimana. Per cui vuol dire che c'è tanta gente che lo richiede, insomma. Ciao Gigione, ti voglio bene. Lo sai. Salutiamo. Un salutone. Allora, parliamo di questa tappa di... perché voglio capire cosa succederà domenica. Mosè, cosa succede? So che sei assente, Mosè, però abbiamo da caldeggiare per i poli che vi dà una mano. Beh, per forza. Che è là che insomma si sbatte, la Sabi Sport che veramente si prodiga tanto per questo sport e insomma domenica iniziate a che ora? Le iscrizioni iniziano alle 8, la gara alle 10 la partenza. Alle 10, va quindi bene. Sarà circa un'ora e mezza di gara, per mezzogiorno e mezzo speriamo che anche gli ultimi siano arrivati, insomma. E quindi possiamo andare a casa verso 12:30. Dopo ci sono le premiazioni, tutto quanto il resto. Però sai, mi piacciono le gare un po' veloci, nel senso che la gente, se vuole stare al pomeriggio libera di farsi, come un po' la giornata rosa, è una giornata piena, sai che ti focalizzi su questa o quell'altra, tra poco la mandiamo in onda. Matteo, non ci siamo dimenticati. No, ma Matteo, ti voglio bene perché, guarda, io guardo, e quando vedo una persona che si fa... e poi è capace pure di prendere le parole, cioè, è un grande. Però la mandiamo in onda subito. Ha fatto cose meravigliose. Però è bello, cioè, concentrare 2-3 ore, uno si dedica, poi bello sarebbe la gogliardata, come fate il pasta party, tutti insieme, è un momento aggregativo. Sì, certo, infatti un po' il nostro obiettivo è quello di cercare di ridurre i tempi, in modo che anche coloro che hanno famiglia, bambini, possono, nel primissimo pomeriggio essere già a casa, se non già a mezzogiorno a mangiare. Certo, Dopo chi vuole fermarsi, chiaramente noi organizziamo il classico pasta party con premiazioni, un po' di festa, e quindi chi vuole restare fino alle 2 alle 3 può farlo tranquillamente, però cerchiamo di, perché ha poco tempo, ridurre i tempi. Bisogna capire pure che Montebello, come anche altri posti come Nogarole, come Alonte, alla domenica pomeriggio credo non ci sia tanta gente. Sì, la mattina vanno a messa, però non è che ci sia sto grande... Sono quindi, abbastanza deserti quindi paesi, è una botta di vita, un po' di vita, esattamente. La gente penso che risponda con passione, sì. no? Infatti abbiamo anche un po' individuato dei centri abbastanza popolati della nostra zona, in modo tale non da fare gare isolate fuori in mezzo ai campi o comunque nei monti, ma cerchiamo di rimanere sempre in centro del paese in modo di coinvolgere la cittadinanza, non da isolarli, che è una cosa importante. Chi non si è isolato è la giornata rosa che si è tenuta a Negrisia di Ponte di Piave. Io saluto il sindaco, ho una particolare stima di questa ragazza, perché oltre ad essere giovane c'ha coraggio, insomma, grinta, e riesce ad aprire le porte agli sportivi del Ponte, a Matteo e a Mirko, ma Matteo giustamente si è fatto... Ha lavorato tantissimo e ha fatto un risultato egregio, perché poi tra l'altro al di là delle immagini che adesso andremo a vedere, quello che in questo momento è il sentore di quello che succede sono i social. Io ho visto tante belle parole, tante anche belle foto, e anche atlete contente e numeri veramente alti, quindi il ciclismo femminile ha bisogno di questi eventi aggregati, perché in una giornata si fanno 3 gare, si danno a 4 categorie la possibilità di correre, e quindi è molto molto importante continuare di questo passo. Siccome ci sono tante discrepanze da uno all'altro, insomma, se uno deve dare un giudizio ce ne sono
100 di diversi, no? L'aggregare gli juniores con le donne. Io credo che sia una scelta ovvia. È una scelta quasi. che è ritornata, non a caso la struttura tecnica l'ha rimessa, c'era anche quando correvo io, dovuta al fatto che se non ci fossero queste gare open, le donne elite in Italia non correrebbero mai, se non al Giro d'Italia, al Gran Premio Liberazione, a quelle 4-5 gare internazionali che ci sono. Ma ricordiamolo che le squadre hanno anche 14-15 elementi, mi viene in mente l'Astana per esempio, e corrono in 8-6 nelle gare internazionali, quindi è impossibile far correre tutte. Allora le squadre che non hanno la possibilità di fare la doppia attività possono comunque correre, mentre le squadre che fanno la doppia attività non lasciano ferme le loro atlete, ma gli fanno fare l'attività in Italia, ed è importantissimo questo. Io ricordo anche tanti anni fa, quando Ciccone per esempio era uno juniores, partecipò alle 6 giorni di Bassano e partecipò con i professionisti, con gli under. Abbiamo visto che bel risultato, lo stesso Elia Viviani a una 6 giorni di Milano, mi pare che fosse stato in coppia se non sbaglio, le riprese le avevamo fatte noi addirittura quegli anni, con Pozzato, insomma era un corridore juniores e abbiamo visto che è la carriera che sta facendo. Ma quello è nelle donne, diciamo, è la prassi, anche perché in ambito internazionale esiste fino a un certo punto la categoria juniores. In Olanda nel calendario corrono contro la VOS anche le ragazzine, quindi si devono anche abituare, perché poi in ambito europeo, in ambito mondiale vanno a scontrarsi poi con atlete che sono già abituate a ritmi diversi. Beccano mazzate ma crescono, vero? Quindi anche le donne, le giovani donne crescono. Giornata rosa, Negrisia di Ponte di Piave. Paola, mi sembra un successo di pubblico. Assolutamente, questo grazie agli sportivi del Ponte, in particolare a Mirko Barattini e a Matteo Buso, che si sono sprecati molto per questa manifestazione, hanno messo insieme tutte le attività del territorio di Negrisia, dando visibilità anche ai mercatini che ci sono oggi, con le creazioni di Lu, il bar da Beppi e insieme con la parrocchia. Tutto questo è quello che si chiama la seconda giornata in rosa del comune di Ponte di Piave. Oggi, festa della mamma, abbiamo anche l'onore di avere il camper della LILT. La LILT della delegazione di Oderzo, che con Manuela Tonon fa molto e molto sta ancora facendo. Quello che vedete, la maglietta che sto indossando adesso, riguarda proprio una nuova novità di quest'anno. La LILT sta puntando molto per le donne, sta facendo sempre di più. E dopo l'intervista del sindaco di Negrisia di Ponte di Piave andiamo con le immagini per quanto concerne questa seconda giornata in rosa. Sportivi del Ponte, gli organizzatori, Matteo Buso fra gli scudi e quindi il primo promotore di questa giornata. Pensate, 3 gare, ma in realtà sono 4. Abbiamo le esordienti, le allieve, nel pomeriggio juniores ed elite, quindi veramente gli straordinari, questa piccola frazione votata allo sport. Con Ilenia Lazzaro andiamo a commentare questa prima gara di giornata che apre veramente uno scenario diverso, atipico dalle gare che siamo abituati a vedere, con delle, diciamo così, delle cose un po' collaterali come i mercatini, quindi che arricchiscono il fascino di una gara ciclistica. Una giornata totalmente dedicata al femminile, tra l'altro festa della mamma, quindi 8 maggio che si sposa a perfezione, che va anche a completare quello che è un po' il multisport. Lo vediamo anche appunto questi neogenitori che ne approfittano per fare una bella corsa insieme. Donne esordienti, donne allieve e la formula azzeccatissima quest'anno, a mio dire, delle donne junior assieme alle donne elite. Perché? Perché in Italia il calendario per le elite è sempre molto molto risicato, e in questo momento diamo la possibilità alle donne elite di fare attività e di continuare a correre anche quando ci sono buchi importanti. E non si aspetta il Giro Rosa oppure il Giro d'Italia per partecipare attivamente. Anche la popolazione che si stringe attorno a queste organizzazioni vuol dire la sua, arricchendo così anche in maniera un po' folcloristica le biciclette di rosa, insomma le vetrine bardate a festa. Tutto questo vuol dire tanto, vuol dire che il brand italiano, vogliamo dirlo una volta per tutti, non siamo sempre cialtroni, siamo anche gente che piacciono le cose fatte bene. E soprattutto, tra l'altro, queste popolazioni, queste cittadine sentono il ciclismo. Intanto vediamo appunto l'arrivo della gara delle donne esordienti, con Eleonora Gasparrini della Nonese Cycling, che riesce ad anticipare il gruppo la volata di gruppo vinta da Lara Crestanello su Alessia Pattuelli, Prisca Savi, Emma Faoro, Vanessa Micheletto, Sonia Rossetti, Vittoria Pellicari, seguono la Giacometti e la Cisamolo. 2 crossiste nelle
prime 5, Nicola. E questa la dice tanto. Adesso tra poco mandiamo le interviste, chiaramente una bella volata che ci ha fatto veramente brillare gli occhi. Brave queste atlete. Siamo con Eleonora, un'azione nel finale strepitosa, Negrisia è la prima affermazione, il prossimo anno bisognerà ritornare. Sì, il prossimo anno sarò di nuovo qua per provare a rivincere di nuovo magari. La tua bellissima azione nel finale, raccontacela un attimo. È partita una ragazza in fuga e ho provato ad andare a riprenderla, poi visto che aveva mollato e il gruppo avevo preso un po' di vantaggio e ci ho creduto fino all'ultimo e ce l'ho fatta. Grande scratch, canale 159. E grazie anche per quanto concerne gli auguri di Scratch del folto pubblico, adesso sanno tutti canale 159, vogliamo anche ringraziare i tanti telespettatori, pensate 88.000 sono gli ultimi dati delle nostre puntate, sono tantissimi, vuol dire che il lavoro paga, vuol dire che anche insomma le eccellenze dei nostri operatori e anche dei nostri inviati sanno far sistema. Ilenia, partono le ragazze allieve, anche qua tantissime, quindi non voglio più parlare di ciclismo in crisi, il ciclismo è in crisi in altre circostanze, ma quando vediamo un plotone di questa maniera non si può parlare di crisi, semmai la crisi ce li hanno in altri. Tra l'altro, oltre alla quantità c'è anche la qualità, con le migliori formazioni nazionali al via, dalla Valcorn, la Cicli Fiorin, con Scio, Cadrezzate, Versolini, insomma il team Villier, Breganza, insomma tutte atlete che nei prossimi anni secondo me saranno i fari della nazionale juniores, perché abbiamo quasi tutte le atlete insomma che vanno più forte per quanto riguarda la categoria degli allievi. Anche qui una gara che è un po' più lunga rispetto a quelle degli esordienti, e abbiamo visto anche nelle scorse gare che abbiamo commentato tempo indietro, molto spesso è anche meno veloce di quella degli esordienti, perché le allieve cominciano già a correre in maniera un po' diversa, ovvero più portata al ciclismo delle grandi, ovvero un po' meno scatti, un po' più giochi di squadra, un po' più anche treni per quanto riguarda le volate. Il percorso è pianeggiante, quindi sicuramente ci aspettiamo un arrivo allo sprint. Ecco, io non sono tanto d'accordo di questi momenti che par più una pedata cicloturistica, non se ne abbiano, ma l'appassionato vuol vedere anche qualche azione, anche qualche scatto per rendere più pepata la gara, perché sennò altrimenti dovremmo fare inizio e poi la volata. Insomma, questa qua è una mia pretesa, che quindi non voglio assolutamente mettere in crisi né i direttori sportivi nemmeno le atlete, forse meno alchimie tattiche e un po' più di spettacolo. Quello ci vorrebbe sempre, perché insomma poi all'estero le gare poi elite dimostrano che sono cambiate notevolmente. Quando correvo io era una gara tutta di attacco, c'erano tantissime fughe, poi c'è stato qualche anno che il ciclismo aveva perso un po' di appeal, dove c'erano queste gare molto piatte anche da commentare. Adesso è bello anche vedere una prova di Coppa del Mondo, perché ci sono quelle anche atlete che si sciroppano, tipo Scandolara, 100-120 km di fuga. Devono imparare fin da giovani, perché sennò si arriva allo sprint come in questa occasione. Il percorso sì è piatto, però ci stava anche qualche tentativo un po' più interessante. Intanto la volata va a premiare ancora una volta Gloria Scarsi, protagonista della stagione, team Valcar, su Silvia Zanardi, già da Capobianchi, un altro nome conosciuto ai nostri telespettatori, Giorgia Bariani, Ilaria Biondi, Giorgia Vettorello, quindi segue la Guazzini, Gai, Zanin e Zaninelli. Bene, una bella volata di quelle regali, ma d'altronde la Scarsi è anche una capace di andare in pista, e vediamo, e poi lo sentiremo anche dalla Sharapova cosa dice. Lei va in pista e gli piace tanto. Via l'intervista. Siamo con Gloria Scarsi, quarta affermazione, la quarta proprio qui a Negrisia, una gara a ranghi compatti e una volata d'eccezione. Sì, è stata una volata bella, l'hanno tirata fin dall'ultimo chilometro. Io sono rimasta un po' indietro, però all'ultima curva sono riuscita a recuperare 4-5 posizioni e c'era il treno dell'Artu davanti, mi ci sono messo dentro e ho detto boh, parto qua e ce l'ho fatta vincere.
Ecco la firma delle partenti per la gara che conclude la giornata rosa di Negrisia, di Ponte di Piave, con le Elite Junior, e qua andiamo a vedere già squadroni, comunque la Willier la vediamo tra i prof nel Giro d'Italia, ma anche la Astana. Ecco, sento tante polemiche, gli squadroni che rendono un po' tiepido le comparse. No, io credo che gli squadroni siano propedeutici anche per sviluppare quelle alchimie, ma soprattutto quelle forze mentali per diventare più bravi. Ecco, diventano un po' un modello, e quindi se le cose stanno tutte racchiuse in un sistema sportivo, ma che ce ne fossero tanti di squadroni. Assolutamente, poi se andiamo a pensare che il ciclismo femminile ha avuto il suo apice negli anni, correvo io nel 2000, quando c'era la GAS che aveva il monopolio, c'era l'H2O che aveva il monopolio, c'era la Gigi Nardello, ricordiamo, insomma Gelati Samson che aveva il monopolio. Quelli erano gli anni d'oro del ciclismo femminile. Quindi all'estero ci sono gli squadroni, ci sono anche le squadre di Serie B, ma è giusto così, non tutti possono andare negli squadroni, le squadre, quelle di seconda fascia, comunque fanno fare dell'attività, e non è detto che un atleta che è in seconda fascia possa passare poi con un World Tour. Intanto vediamo una bellissima azione delle ragazze della B-Pink, la classica, che hanno cercato di rendere viva questa gara fin dall'inizio. Appunto, quando dico modo di correre da professioniste è questo, ovvero cercare fin dall'inizio di rompere la corsa e rompere i ritmi della corsa. E va da sé che poi dopo chiaramente anche la gara diventa più interessante, non soltanto per le nostre telecamere, ma proprio per gli astanti, per coloro che fanno il tifo per questo o quell'atleta. Quanti di voi in questo momento in diretta arriveranno al traguardo, non arriveranno al traguardo? Ci sono quelle scommesse morali sportive che non guastano, danno quel tono in più, quel pepe in più per stare là e vivere con passione fino alla fine degli ultimi metri, che poi dopo taglieranno il traguardo. Qua vediamo che il gruppo non ci sta, è in fila indiana, quindi vuol dire che si sono svegliate e non vogliono certo far scappare questa fuga della B-Pink, però andremo a vedere tra poco il gruppetto Lissornione. Oramai la distanza è circa di 1 minuto, il vantaggio delle battistrada, e quindi anche qua molto probabilmente ci sarà una volata a ranghi compatti. Stiamo attenti alla Sharapova, perché è una grandissima interprete della pista. Nel frattempo vediamo come già appunto l'alta velocità va a creare già un buco tra la prima parte del gruppo e la seconda parte del gruppo. Ricordiamo che davanti comunque le ragazze della B-Pink, ottime passiste, ottime cronomen, perché abbiamo davanti anche la Pattaro, la Sanguinetti, che tra l'altro è una velocista, quindi assieme tra l'altro a Silvia Valsecchi, che è una delle veterane, perché correva anche quando correvo io alla mia età, ed è una delle plurititolate azzurre, non solo in pista ma anche soprattutto al cronometro. La vediamo in questo momento, infatti il mio occhio senza guardare i numeri avevo già scorta, Silvia Valsecchi, insomma la storia anche della crono in Italia. Una bella azione, ma non è una novità, queste azioni all'estero sono la prassi. Io ricordo ai tempi della Leontien Van Morsel, quando l'Olanda faceva queste azioni anche al Giro d'Italia, nelle tappe dove c'era del vento e dove dietro sono costrette ad inseguire. Quello che mi preme più vedere è che comunque dietro inseguono anche le donne junior, quindi quelle squadre juniores che hanno la forza di essere lì davanti a inseguire, vuol dire che comunque hanno delle junior che vanno molto molto forte. E anche se non vincono la classifica Open, comunque fanno esperienza. Abbiamo visto che bella pedalata che aveva la Valsecchi, e poi anche qua il paragone che è un atleta a 38 anni, maschio, è quasi un eroe, e però nelle donne quasi passa in sordina che questa ragazza ha 34-35 anni ed è ancora una ragazzina nel pieno della sua stagione, nel pieno proprio della sua anche integrità fisica. Quindi anche questi paragoni che non vengono mai fatti un po' mi dispiacciono. Dispiace, perché comunque ci sono poche ragazze atlete che continuano ad altissimi livelli, molte si sono fermate prima. Silvia ha fatto una bellissima carriera, secondo me, sempre in crescendo, sempre molto anche regolare, ha trovato la sua dimensione in pista, ha trovato la sua dimensione nel cronometro e in queste gare di pianura. E nel frattempo vediamo appunto come il gruppo è molto molto allungato, e vediamo già
anche i primi ritiri, perché sono partite quasi in 200 e sono rimaste in questo momento la metà. Ricordiamolo, queste 3 protagoniste. Con la Valsecchi abbiamo anche Francesca Pattaro e Ilaria Sanguinetti, quindi tutte e 3 ragazze azzurre della pista, azzurre nelle prove anche su strada, quindi veramente un ottimo allenamento per loro in vista dei prossimi appuntamenti. Oltretutto mi pare proprio che anche dalla postura di queste atlete si evince il fatto che siano delle piste, sembra quasi un inseguimento su pista, sanno esattamente come porsi, come darsi i cambi, e questa la dice lunga se vogliamo porci in un ambito internazionale. Quanto servirebbe anche questo tipo di allenamento, tra virgolette, è proprio questo, cioè vale a dire il fatto di mettersi una dietro l'altra al treno e quindi conquistare sempre maggiori metri rispetto al gruppo inseguitore. Tra l'altro ricordiamolo, queste gare open sono delle gare che hanno un chilometraggio minore rispetto alle gare professionistiche femminili. Un saluto, perché in ammiraglia c'è Valterzini e c'è la Singrid Corneo, che sono sempre stati comunque Singrid da atleta e Walter da direttore sportivo degli attaccanti, quindi finalmente vediamo delle gare combattute, non i soliti grupponi, che poi io lo dico sempre, non so cosa può servire stare in gruppo 300esimo per poi fare 300esimo, ecco. Questo è un spettacolo anche per il pubblico che guarda e anche per noi che raccontiamo. Anche un'altra polemica che viene e si vince anche in questi momenti con il Giro d'Italia, quando ci sono le volate, tanto la volata se la giocano quel 5-6 atleti di solito e possono coinvogliare nei vari treni circa 20-30 corridori che possono essere interpreti della volata. Non si capisce come mai quando arriviamo a 200-300 metri dalla conclusione vediamo un affollamento totale. Anche qua ci va mica un fenomeno a ragionare che se non ce ne hai, non ce ne hai, lascia far la volata a chi sa far la volata, perché lo scalatore da sé va più forte e quindi non teme i rivali, però arrivare a 350 metri con tanto traffico diventa pericoloso. Quindi le donne è un po' diverso, perché poi alla fine le volate si fanno, non ci sono dei veri e propri treni, specialmente in queste gare open che andiamo a commentare, quindi alla fine tutte provano, perché tutte provano ad arrivare ai primi 10 e penso che lo stesso meccanismo mentale sia lo stesso che può passare a qualche atleta di Serie B al Giro d'Italia, dice io provo, mi butto là, magari mi va bene, però sono dell'idea che quando ci saranno le vere volate, insomma davanti ci saranno solo i velocisti. A questo punto vediamo, manca veramente pochissimo alla conclusione di questa gara. Io un ringraziamento voglio farlo a Matteo Buso, perché veramente si è speso tantissimo per questa gara, ha dato veramente oltre le proprie possibilità fisiche, è riuscito veramente a mettere su una situazione incredibile. Nel frattempo le 3 atlete B-Pink sono state riprese, un cincin, siamo insomma nella terra del vino, del prosecco e via dicendo, quindi ci vuole assolutamente anche un buon bicchiere di vino. Ricordiamolo, società organizzatrice la Sportivi del Ponte, che organizza anche il ciclocross del Ponte all'Immacolata. E quindi salutiamo anche Mirko Barattin, poetico come al solito il nostro Gianni Dal Santo, quando sono i fiorellini e i brindisi, insomma si commuove. Di nuovo siamo in diretta per quanto concerne le ultime fasi di gara di questa gara open e quindi junior. Adesso vediamo cosa sta facendo con la mano, chiede soccorso oppure andiamo avanti più veloci? No, è un gruppetto che si è staccato sembra intanto l'atleta della Fassa Bortolo, che appunto chiedeva forse anche un po' di collaborazione con le altre, e è un bel gruppetto, se tirano secondo me potrebbero anche andare all'arrivo, staremo a vedere se sarà volata o se sarà appunto arrivo a 10 unità. Ecco qua ancora immagini con queste strade che comunque, non fatevi ingannare, erano abbastanza agevoli, abbiamo visto di peggio in Olanda con il Giro d'Italia, quelle stradine tortuose che veramente erano come dei trabocchetti per gli atleti. Qua si va sulla campagna del Trevigiano, sui filari con ottimi vini, e a questo punto la gara è già fatta e quindi i groppuscoli sono esattamente a 5, 6, massimo 10 corridori. Gli inseguitori insomma in qualche maniera cercano di non essere troppo svantaggiati rispetto a coloro che vogliono fare la gara, che vogliono arrivare là e a mettere il muso davanti e prima di tutte. Il successo più grande è stato quello degli organizzatori, che hanno creduto fino dal primo momento, ancora 2 anni fa, per organizzare questa gara. È stato un successo, e noi diciamo sempre il successo è anche la visibilità. Noi con le telecamere riusciamo a rendere vero
non che non ci sia andati in onda in altre gare, ma qua lo possono vedere tutti e quindi innamorarsi anche del ciclismo femminile. Intanto nel frattempo il fan club di Asia, Soraya Paladin, Soraya appunto reduce dalla vittoria nel Bolzanino, e oggi andremo a vedere cosa succederà. Intanto la vediamo che sono appunto queste 10 atlete che vanno a giocarsi la vittoria finale, e che una volata che è una volata molto ristretta di Tatiana Sharakova, che va a vincere su Maria Giulia Confalonieri e Anna Ceoloni. Segue la Ragusa e la Viecelli e Begin, mentre Martina Stefani con Silvia Pollicini e Alessia Vigilia sono le prime 3 per quanto riguarda le donne juniores. E quindi grazie Eleni, a chapeau alla Sharapova che mi ha fatto rivivere gli ultimi 200 metri come in pista gli ultimi 50 metri. È riuscita a tagliare l'aria talmente tanto che ha avuto un'esplosione in 50 metri da vera e propria pista. Chiaramente adesso la conclusione con queste premiazioni, prima di dare il là alle interviste. Complimenti alla vincitrice, ma soprattutto complimenti agli sportivi del Ponte. Tatiana, in questi giorni ospite di una famiglia italiana e sei andata a cogliere il successo a Negrisia. Hai raggiunto la battistrada a pochissimi metri dall'arrivo. Raccontaci questo finale. Allora, andata in fuga in 10. Ha fatto lavorare e poi lo so che posso fare anche volata. Non è che prima volta per me fare. Sempre corro in pista, allora ho fatto bene. E credevi di vincere quest'oggi? Sì, ho venuta qua per vincere. Allora, ho vinto. Martina Stefani, dopo 2 anni, credevi oggi di ritrovare il successo a Negrisia? Ma lo aspettavo, ci ho creduto fin dall'inizio. Sono riuscita a prendere la fuga giusta delle elite e per fortuna siamo arrivate. Poi la volata è andata come è andata e ce l'ho fatta, sono contenta. Ben rientrati amici di Scratch, siamo proprio in chiusura. Dopo questa veramente bella clip della giornata rosa di Negrisia, vogliamo ricordare un campionato europeo di settimana scorsa, insomma. Campionato europeo con il bronzo di Anna Oberparleiter, che si riconferma una delle migliori nell'eliminator. Avremo Anna nelle prossime puntate, verrà con Paolo e con tutta la squadra della Io voglio Pierre. Paolo, ma se c'è Paluber, se no no. Adesso cerchiamo di portare anche Paluber. Io voglio Paluber perché a me piace troppo. Lo so, Paolo ci ha promesso che ci porta Paluber e anche il tecnico del BMX, quindi vedremo di riuscire a fare una bella puntata sempre in ottica mountain. Ecco, si parla di multidisciplina. Io credo che da quando tu collabori con Scratch siano già passati 4-5 anni. Sì. È da 4-5 anni che noi parliamo, anzi parlavamo già prima, di multidisciplina. Adesso vediamo che Copia e Incolla sento un po' parlarne tutti, però sempre cercano di parlare in maniera molto a latere. Io ho guardato questa gara di enduro e mi dispiace dirtelo, ho visto delle azioni, per tornare un po' alle immagini precedenti, che mi hanno fatto tanto ragionare. Io ho visto dei corridori che, anche se un ciclocrossista, anche per uno che fa il mountain bike, provare non con quella dimestichezza, ma ti dà il significato proprio dell'equilibrio. Ma non a caso, se penso che gli ultimi 2 anni della Anna sono anche il frutto della passione che ha lei per l'enduro, come ce l'ha Martino Fruet, come ce l'ha anche Marco Aurelio Fontana. Ci sono tantissimi biker di alto livello che fanno l'enduro così per divertirsi e fanno comunque risultato, perché la Anna ha fatto seconda all'italiano e Martino sono un ragazzo che arriva sempre nei primi 4-5 anche negli enduro nazionali. Fontana magari non si è mai cimentato a livello di campionato italiano del ma lo voglio però... sentire, dati il microfono a Filippo, perché io ho visto fare te quest'anno al ciclocross delle curve in controsterzo, non me ne sono accorto io, devo dire la verità, se ne è accorto Gianni Al Santo, dice guarda sto qua cosa fa, addirittura con controsterzo, con la bicicletta, ma dove vai, come fai? Secondo me più che altro io ho preso in mano la bici fin da giovanissimo, ho sempre girato nel giardino di casa fin da piccolo, quindi sono cresciuto con la bici, quindi viene quasi naturale farle queste cose. Ed è questo che... Sei bravissimo ad andare in bici come tutti sono bravi, però quest'anno diciamo che hai dato mazzate a destra e a sinistra, il prossimo anno insomma fai vincere qualcosa anche agli altri, insomma. Fategli un applauso, siamo in chiusura, siamo un po' in ritardo con la voce della Valle, la voce della Valle è la trasmissione, è una trasmissione che io porto nel cuore. Parleremo della Dunata degli Alpini,
quindi proprio settimana prossima, cioè domani inizia in pratica il tour da 3 giorni degli alpini ad Asti e abbiamo qua niente po' di meno che 2 colonnelli, il colonnello Casagrande e il colonnello Orio Mocelin, più un aggregato che andrà proprio ad Asti, che è il sindaco di San Nazario, quindi Armando Bombieri. Quindi parleremo di alpini, sai perché lo faccio volentieri dopo questa? Perché specie gli organizzatori, Mosè e tutti, quando sono in difficoltà chiamano gli alpini e quindi un tributo particolare va a questa categoria di persone che si spendono anche per lo sport, è vero? Sì. Quando siete in difficoltà cosa si fa? Normalmente si chiama sì, gli alpini, la protezione civile, i volontari. Quindi un applauso e ricordiamo che gli alpini, anzi la protezione civile è in pratica un'evoluzione degli alpini dopo la tragedia del Vajont, dove gli alpini furono tra i primi a soccorrere quelle terre e dall'indomani di questa catastrofe, ricordiamo la frana più grande del pianeta è proprio a Longarone, all'indomani proprio si costituirono la protezione civile, quindi una branchia degli alpini. Quindi l'appuntamento è proprio adesso con La Voce della Valle. Amici miei e tutti questi ragazzi, vi faccio io un applauso a voi, ma fatevelo per me. Allora, chi è il più simpatico tra me e lei? Voglio saperlo con un applauso. Io o lei? Per me, applauso. Per me? Lei? Per lei? La Voce della Valle. A settimana prossima. prossima. Forse. No.